Questo è un parco pubblico a Favaro Veneto, un'oasi verde frequentato da grandi e piccini. Qui solitamente arrivano le mamme che portano i bambini a giocare all'aria aperta. Questo fino a qualche settimana fa, quando una mattina si sono trovate il parco senza giochi. Tolti tutti o quasi, è rimasta solo questa altalena per bimbi piccoli. Sarebbe giusto che li rimettessero perché ci sono sempre stati e la scuola servono, ci sono tanti bambini. Che vengono qui. Sì, che vengono qui, almeno il scivolo, la casetta, quello che c'era, non penso che sia tanto di chiedere tanto, insomma. Per i bambini piccoli non c'è proprio niente qua nei dintorni, hanno bisogno. I bambini si portano al parco perché stiano insieme agli altri bambini, ma ci vogliono anche i giochi. Dopo lo stupore e la rabbia, immediata la richiesta alla municipalità. A quanto pare i giochi avrebbero dovuto essere sistemati, ma non sono mai stati rimessi al loro posto. Qualcuno ci ha detto che i giochi sono stati tolti perché avevano bisogno di manutenzione. Qualcun altro invece ci ha detto che questi giochi sono in appalto della Veritas, che non ha i soldi per mantenerli. È scattata quindi una petizione che ha portato a raccogliere ben 365 firme. Fra l'altro sono stati tolti i giochi, ma sono rimasti buchi estremamente pericolosi. I bambini, e non solo, correndo, rischiano di farsi male. Però restando questo buco qua, cioè è pericoloso perché correndo dietro anche al bambino, perché a una certa età i bambini poi scappano via, uno può inciampare e i bambini stessi rischiano di cadere con i pattini, col monopattino, perché le ruotine piccole si incastrano. I genitori firmatari della petizione sono arrabbiati e, qualora non dovessero avere risposte, sono disposti ad intraprendere altre iniziative, anche quella di scendere in piazza.